In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Schifani non si dimette, ma è indispensabile un chiarimento. Dopo la gravissima sconfitta sulle province, il presidente della regione Renato Schifani ha mantenuto i nervi saldi e ha deciso di andare avanti, ma è necessario comprendere cos'è successo. Il governo è andato sotto 2 volte di seguito e tutte e 2 le volte con coraggio il presidente Schifani era al suo posto a metterci la faccia. Sapere adesso se la maggioranza c'è ancora o meno non è un'informazione secondaria. I siciliani, che ieri sono stati privati del diritto di voto sulle province, hanno almeno il diritto di sapere che non succederà più e che se succederà non vi sarà ritorno. Lega, Tardino passa la mano, Durigon nuovo commissario. Annalisa Tardino, deputata europea e commissaria regionale della Lega, ha lasciato il suo incarico. Nuovo commissario della Lega in Sicilia sarà il romano Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro e fedelissimo di Salvini. Era noto che la Tardino sarebbe stata sostituita in quanto le regole leghiste sospendono i segretari regionali durante le loro candidature. San Martino però avrebbe voluto sostituirla con il senatore messinese Nino Germanà e ne aveva fatto esplicita richiesta a Salvini, richiesta che non è stata esaudita. La Tardino sarà capolista della circoscrizione Sicilia-Sardegna. Cateno De Luca, nuovo Crocetta alla guida della sinistra. PD e Movimento 5 Stelle si sono arresi e hanno stretto in una conferenza stampa un patto subalterno con Cateno De Luca, che da ieri sarà di fatto il loro leader regionale. Cateno De Luca parla ormai come Crocetta, sentendosi il nuovo condottiero della sinistra. Noi 3 insieme siamo la maggioranza dei siciliani, lo dicono i numeri, arriva a dire De Luca. Avevano detto che avrebbero presentato un controreport al report di Schifani, ma si sono ben guardati dal farlo, solo affermazioni generiche. La Sicilia ha subito tante sventure, ma un Crocetta e la sua fotocopia nell'arco di 15 anni sarebbero davvero troppo. Schifani chiede spazio a Tajani in Forza Italia. In un'intervista a TGcom24 il presidente Schifani ha mandato una serie di messaggi molto chiari ad Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, in vista del congresso. Schifani ha prima di tutto sgombrato il terreno dalle voci che lo davano come aspirante alla vice segreteria nazionale e ha poi espresso delle critiche sulla mancanza di coinvolgimento sua e dei dirigenti siciliani. La Sicilia è stata tagliata fuori, ha detto. Rimed, firmata convenzione per la viabilità. È stata firmata ieri nella sede del centro Rimed la convenzione tra l'assessorato regionale alle infrastrutture con l'assessore Alessandro Aricò e il comune di Carini per la viabilità dell'area del nuovo polo mediterraneo per la ricerca medica. L'inaugurazione del centro Rimed è prevista per l'agosto del 2025 e ospiterà 600 ricercatori provenienti da tutto il mondo. La Regione finanzia Fiumara d'Arte. La Regione ha destinato 340.000 euro alla Fondazione Antonio Presti per la realizzazione della Triennale della Contemporaneità. La norma inserita nel collegato finanziario garantisce copertura al percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Fiumara d'Arte, avviato dal presidente Schifani, che ha accolto l'appello del mecenate messinese. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.